Vlierberghe, due belgi, poi Motta, Van Springel ormai abbonato ai piazzamenti nello sprint. Ecco Motta, poi Polidori, Van Vlierberghe e Van Springel. Motta in terza posizione, ancora Polidori. Per l'ottima organizzazione dell'arrivo, preghiamo ancora tutti. Dovrebbe incominciare tra poco la manovra di avvicinamento alle prime posizioni da parte dei due velocisti principe, dei due rivali di questi sprint a ranghi compatti. Eccoci all'ultimo chilometro, ora dovrebbero entrare in funzione Basso e Sercou, le squadre dovrebbero lavorare per incominciare a portarli fuori. Lo sprint è molto allungato, un rettilineo conclusivo stupendo, non dovrebbero esserci discussioni circa il perfetto svolgimento di questa volata ancora a ranghi compatti. È la quinta volata del gruppo completo al Giro. Eccoli ormai all'altezza dei 300 metri. Ora il gruppo è a ventaglio, c'è la maglia di Sercou in prima posizione, ora lo attacca Basso, ecco Basso che sta uscendo, lo tiene bene Sercou, ecco Sercou che passa, primo Sercou, secondo Basso, poi sgarbozza Van Vlierberghe, Zandegou e quindi la maglia tricolore del campione d'Italia. Dopo 11 posti d'onore Patrick Sercou è riuscito a conquistare finalmente un successo meritatissimo, anche se